Allora, sarà adesso importante appunto intanto creare praticamente un fronte unico, cioè di tutti i lavoratori della scuola, quindi senza separazioni, ma appunto un fronte unico contro questo DDL Renzi, e sarà importante organizzare una mobilitazione fuori e dentro le scuole, quindi una mobilitazione significa appunto quando c'è lo sciopero, per esempio ci sarà lo sciopero del 24 aprile dei sindacati di base, già questo è un primo momento dove possiamo appunto dichiarare la nostra contrarietà. E poi sarà molto importante sin da domani, cioè adesso giorno per giorno, chiedere alle proprie RSU, appunto che si convochino delle assemblee d'istituto dove poter votare questo documento appunto di contrarietà al DDL